Lo scopo di questa iniziativa è quello di creare la casa di Babbo Natale, che a Camborotondo non c'è mai stata. Ci troviamo in un ex palmento e insieme a Babbo Natale e agli elfi scoprirete quello che è il luogo dove la magia del Natale avviene. Abbiamo la camera di Babbo Natale, abbiamo la stalla con la renna e abbiamo anche la scrivania dove sarà possibile scrivere la letterina che verrà direttamente consegnata nelle mani di Babbo Natale. È un'iniziativa che non c'è mai stata nel nostro territorio e speriamo che sia ben gradita dai bambini e delle famiglie di Camborotondo Etneo. Già da parecchio tempo avevo questa idea, poi passando da qua durante la Sacro ho visto questo luogo e ho detto perché non farla qui, anche così risaltando anche questo vecchio palmento. E poi è una cosa che non c'è mai stata qui nel paese, è una cosa che può piacere sia ai bambini e anche ai grandi, riaccendendo anche l'aria natalizia che hanno dentro. La realizzazione non è stata molto semplice, ringraziamo l'avvocato Orcife che ci ha ospitato. Il lavoro inizia da novembre di quest'anno, del 2024, post festa di Halloween. Ci siamo dedicati, abbiamo speso del nostro tempo, sia economico, sia il tempo che i nostri soci dedicano alle famiglie, per iniziare a pulire un palmento che era in disuso da parecchi anni. Lo abbiamo addobbato a tema natalizio e questo ci ha permesso di poter aprire in tempo l'8 dicembre con questa festa molto accolta dalla nostra cittadinanza, che è stata ben riuscita anche, nonostante condizioni meteo che non sono state molto favorevoli.